Due mazzi di fiori nel punto esatto dove è avvenuta la tragedia e tantissimi messaggi per ricordare il Samantha Renon. In un post su Facebook le parole della sua squadra di nuoto di Motta di Livenza, la famiglia Gymnasium vuole ricordarti così, bella e sorridente. E poi gli insegnanti ed i compagni dell'istituto Sansovino di Oderzo, la scuola frequentata dalla giovane. La notizia ha travolto tutti, impossibile spiegare ai ragazzi che la loro amica non c'è più. Hanno visto Samantha mercoledì scorso, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali. Sotto braccio il suo amato casco. Era orgogliosa della sua moto, una 125, la sua passione assieme allo sport. Tanti sogni da realizzare come tutte le ragazze di 17 anni. A scuola era bravissima, una media che sfiorava il 9. Il cordoglio del presidente della provincia Stefano Marcon. Porto le condoglianze alle famiglie, mi unisco al dolore dei familiari perché la perdita di una giovane vita così lascia il segno per tutta la vita. Samantha aveva preso la moto per andare, sembra, a trovare il fidanzatino. Le parole prima di partire da casa per rassicurare la mamma. Appena arrivo ti mando un messaggio. Messaggio che non è mai arrivato. Samantha ha perso la vita lungo questa strada, in via Arzere, all'incrocio con via Redenta. Un'auto condotta da un 35enne ha svoltato a sinistra, forse tagliando un po' l'incrocio. Dal senso opposto stava arrivando la 17enne, che nulla ha potuto fare. È stata travolta dalla macchina. I residenti hanno sentito lo schianto, sono usciti sotto shock, il gelo e il dolore per una vita spezzata, l'ennesima. Una bambina, ripetono trattenendo le lacrime. Questa strada è tristemente nota per gli incidenti stradali. Come che vede, se corresse un po' meno sarebbe meglio. Perché qua passa delle macchine anche a 130 all'ora qua. Corrono un po' fortino, abbastanza, in questa via qua. E poi c'è quell'incrocio là che è bruttissimo. Ci vorrebbero più controlli, ci dicono, e intanto le istituzioni stanno mettendo in cantiere nuove iniziative sulla sicurezza stradale. Le istituzioni si stanno interrogando su come mitigare queste tragedie. Stiamo lavorando. C'è stato un momento stiamo portando avanti un momento di formazione attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche una campagna di informazione un po' trasversale, coinvolgendo associazioni di familiari di vittime della strada, piuttosto che ULSS, piuttosto che i media, la stampa e la comunicazione, per sollecitare, sensibilizzare, formare i futuri utenti della strada